Buon Pescato Siciliano nasce con il chiaro intento di poter cercare di dare una mano ai nostri soci pescatori, in quanto da tempo lamentano una carenza di risorse in mare, quindi le loro catture sono notevolmente diminuite. E ci siamo chiesti cosa noi potessimo fare per cercare di migliorare la loro produzione o comunque aumentare la loro redditività. Uno step molto importante è stato rivolto al mondo della ristorazione. Abbiamo istituito un concorso chiamato Piatti d'autore. Abbiamo invitato circa 30 ristoranti a partecipare e ad aderire a questo concorso, con l'obiettivo principale di realizzare un piatto, che sia un primo, che sia un antipasto, che sia un secondo, per poterlo poi proporre alla giuria e quindi andare in gara per questo concorso. Ma il vero obiettivo ovviamente non è la gara, ma è quello di realizzare un ricettario che includesse tutte le ricette, tutti i piatti preparati da questi ristoratori, proprio con il chiaro obiettivo di divulgare questa cosiddetta specie ittica denominata pesce povero. Ci apprestiamo a fare una ricetta classica della cucina siciliana, esattamente le polpette di sarde. Le sarde sono uno dei pesci poveri del nostro mare ed è un pesce che, come potete ben vedere, ha dei colori particolari. Naturalmente, quando andate a comprare presso il vostro pescatore di fiducia, dovete accertarvi della bellezza del prodotto. Vedete i colori argentei e anche l'occhio. E naturalmente quello che dobbiamo andare a fare a questo punto è operare sulla sarda. Dobbiamo fare un'operazione di levare la testa, dopodiché dobbiamo aprire questa sarda come se fosse una lingua. Infatti si chiamano sarde allinguate. Questa è un'operazione che potete fare voi a casa, ma potete anche farvi preparare il tutto dal vostro pescatore o nella vostra pescheria di fiducia. Dopo che avete preparato queste sarde in questa maniera, le prendete, le mettete in una boule. Naturalmente le avete chiaramente lavate prima, avete levate anche le lische, le parti che possono dare fastidio. Le mettete nella boule, dopodiché con le mani stesse date proprio così una tritata alle carni, devono restare grossolane. Potete farlo con le mani, ma lo potete fare anche con un robot da cucina. Dopo che avete fatto questo, prendete l'uovo e cominciamo a formare le nostre polpette. Aggiungiamo del pane, noi in Sicilia chiamiamo questa mollica, ma sarebbe della mollica di pane fresco che abbiamo preventivamente tritato per dare un po' di massa alle polpette. È chiaro che un tempo queste polpette si facevano con poco pesce e molta mollica di pane, perché si cercava di sfamare molte persone con una spesa limitata. Aggiungiamo anche un po' di pecorino siciliano DOP grattugiato. Naturalmente potete anche mettere un altro formaggio grattugiato che avete a casa, dipende dal gusto che volete dare. Si mette anche uno spicchio d'aglio, abbiamo detto, preventivamente tritato. Prendiamo anche delle foglioline di menta
le spezzettiamo per dare un po' di profumo. Aggiungiamo un po' di pinoli e un po' di uva passa e definiamo l'impasto. Aggiungiamo un po' di sale a piacere, naturalmente sale delle saline artigianali di Trapani e un po' di pepe nero. A questo punto prendiamo dell'olio extravergine nostro trapanese, lo mettiamo in padella, facciamo le nostre polpette, delle piccole palline, vediamo se l'olio è pronto. Sì, va bene. Le giriamo piano piano per farle dorare da tutte le parti. Nel frattempo abbiamo preparato della salsa di pomodoro fresco. Abbiamo preso uno spicchio d'aglio, dell'olio, l'abbiamo fatto soffriggere, l'abbiamo tolto, abbiamo messo della passata di pomodoro e l'abbiamo lasciata cuocere lentamente. Alla fine abbiamo aggiunto anche un po' di menta nella salsa per riprendere l'aroma che già avevamo messo all'interno delle polpette. Bene, penso che possiamo anche scendere questa. Allora, quando le riponete, solitamente quando si fa un fritto si mette sotto della carta per assorbire l'olio. Io dico no, evitiamo, perché le nostre nonne quest'olio poi lo rimettevano dentro la pentola con la salsa. Quindi a questo punto lasciamole riposare così, cerchiamo di recuperare anzi quest'olio per dare più gusto alla nostra salsa. Così sicuramente sarà più salubre il piatto, però vi posso assicurare che se mettiamo le polpette nella salsa e le facciamo stare 10 minuti, si arricchirà tutto di più gusto. E per finire decoriamo il piatto con un ciuffettino di menta fresca. Ed ecco il nostro piatto finito. Slow Food di Trapani è da più di 20 anni che si interessa della pesca sostenibile del territorio. Seguendo il dettame di Slow Food Italia abbiamo cercato nel tempo sempre di evidenziare quello che è la pesca sostenibile, soprattutto la pesca delle piccole barche. E cercato durante i nostri incontri con i nostri associati e anche con le scolaresche di spiegare l'importanza dell'uso del pesce povero. In Italia purtroppo si consumano soltanto poche specie di pesce sulle nostre tavole, non più di 3-4, ma noi abbiamo la fortuna di avere qua a Trapani una piccola marineria che ci porta tantissimo pescato e soprattutto pescato anche non nobile. Parliamo quindi del cicireddo, del macchetto, delle sarde. Tutta piccola pesca che è quasi marginale, ha un basso costo e soprattutto dà dei piatti di grandissimo livello. La piccola pesca negli ultimi anni ha subito grosse trasformazioni
la situazione economica e il mare purtroppo danno sempre più problemi. Considerate che c'è sempre meno pesce al mare. I pescatori che un tempo uscivano un giorno a fare pesca tornavano con 7-8 cassette di pesci di vario genere, ora ritornano con 2-3 cassette, con poco pescato. Quindi dobbiamo cercare di aiutarli, cercando di comprare il pesce meno pregiato e soprattutto cercando di valorizzare il lavoro di questi artigiani del mare, che sono quelli che presidiano il mare ogni giorno. I nostri pescatori dell'OP di Trapani e Isole Egadi ci hanno portato delle magnifiche sarde. Allora, visto che il periodo ci dà il finocchietto selvatico, abbiamo pensato al piatto più tradizionale forse che si può fare con le sarde, ma forse uno comunque dei più buoni, i bucatini con le sarde. Eh sì, questo è proprio un piatto della tradizione siciliana che nasce un po' da quella che era la cucina povera, quindi il pesce, le sarde, il pinolo, l'uva passa, il finocchietto selvatico, quindi tutti elementi che vanno a creare un piatto dai profumi e dal gusto eccezionale. Cominciamo con la nostra base. C'è un soffritto a base di cipolla, quindi prendiamo la nostra cipolla e la andremo a tagliare a pezzettini piccoli per fare il nostro soffritto. Andiamo a tagliarla a pezzettini piccoli, così. Prendiamo l'olio extravergine d'oliva del nostro territorio e mettiamo a rosolare la nostra cipolla. Questa ricetta, come tante ricette della cucina siciliana, ovviamente trova anche a volte delle piccole varianti, delle piccole modifiche che cambiano di casa in casa. Ovviamente questo dipende un po' da quelle che sono le tradizioni anche familiari, perché la maggior parte delle ricette siciliane nascono proprio all'interno delle case con le nonne che cucinavano, quindi diciamo una tradizione familiare che si perpetua nel tempo. Allora, facciamo rosolare la nostra cipolla. Fino a quando ovviamente non sarà ben appassita e colorata. Intanto spegniamo così lei continua cuocere. Allora, prendiamo le nostre sarde. Ovviamente noi le abbiamo aperte, deliscate, abbiamo tolto la spina centrale e la coda e le abbiamo squamate, anche se le sarde hanno pochissime squame in realtà, quindi basta sciacquarle sotto l'acqua. Magari voi vi farete aiutare dal vostro pescivendolo di fiducia per ottenere questi filetti che sono la base del nostro piatto di oggi. Allora, prendiamo le nostre sarde e le andiamo a mettere nella pentola. Facciamo rosolare le nostre sarde per bene. Non appena le sarde saranno ben rosolate e colorate, andremo ad aggiungere il finocchietto selvatico che andrà leggermente sbollentato prima, così già sarà un po' più morbido.
Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Aggiungiamo l'uva passa e i pinoli. L'uva passa poi darà un certo dolcezza al nostro piatto. Già il profumo Dice tutto. A questo punto andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro o anche il concentrato volendo, possiamo utilizzare entrambi. Aggiungiamo un pochino d'acqua e facciamo cuocere per una ventina di minuti circa. Mettiamo il coperchio. Allora, il nostro sugo è ormai pronto, quindi andiamo a prendere la pasta, il bucatino che abbiamo cotto e così completiamo il nostro piatto. Per completare il piatto useremo anche della mollica di pane raffermo che facciamo saltare in padella con un filo d'olio fino a quando non si colorerà e otterremo così quella che noi qui chiamiamo la mollica atturrata che andrà poi a completare il nostro piatto. Allora la pasta è pronta. l'abbiamo Eccoci bollita qua. con un po' di finocchietto nell'acqua in modo da profumare anche l'acqua di cottura. E mettiamo la nostra pasta. La saltiamo un attimino per amalgamarla col sugo. Un filo d'olio a completare la cottura. Ed ecco qua. Prendiamo il nostro piatto. Ok. Ci aiutiamo con delle pinze per impiattare. Un po' di condimento sopra. La nostra mollica atturrata, appunto, come abbiamo spiegato prima. Un po' di finocchetto a guarnire il piatto. E il nostro piatto è pronto. Quanto costa? Ma qua siamo intorno a 1,50 € circa a porzione, quindi un piatto veramente povero ma che sicuramente racchiude in sé degli ingredienti ottimi e soprattutto il nostro pesce fresco che è sempre la nostra punta di diamante. Benissimo. Quindi buon pescato siciliano. E buon appetito.